Veneto è stata scelta come sede per un percorso particolare. ANCI e Compa Friuli Venezia Giulia, quindi il braccio operativo di ANCI, ha scelto per quest'anno Fiume Veneto come sede per la formazione autunnale dei neoeletti amministratori locali e non soltanto da sindaco ma anche da consigliere nazionale ANCI sono molto orgogliosa di questa scelta. Io personalmente ho frequentato per più anni la scuola di formazione di Compa, non soltanto nella sua edizione estiva intensiva di 5 giorni, ma anche durante il periodo autunnale, il periodo invernale. Perché? Perché credo fermamente che per essere dei bravi e buoni amministratori sia necessario non soltanto portare ovviamente il proprio bagaglio di conoscenza e di esperienza professionale, questo è indubbio, però anche continuare ad arricchirsi di quelle che sono le conoscenze specifiche che riguardano l'amministrare un comune. Saranno 5 gli incontri nell'arco dei mesi autunnali presso l'Aula Magna al Palazzetto dello Sport e si alterneranno lezioni teoriche con esercitazioni pratiche e al termine anche una simulazione di un vero e proprio consiglio comunale. Oggi non è facile fare il sindaco, No. È facile fare campagna elettorale. Però una volta che entri a prendere la porta nell'ufficio di sindaco, di assessore, la palla gira. Sì. O hai, diciamo, la cognizione di quello che puoi fare e soprattutto conosci la macchina, sì, altrimenti rischi di Senz'altro. Uscire di strada. Assolutamente, è importantissimo. Cioè, oggi, sto parlando di oggi. Sì. Una volta si poteva, ma oggi ti puoi affidare ai tecnici, ti puoi affidare ai burocrati, sì, ma è sempre il sindaco quello che decide. È necessario sapere quello che si fa. E che di fatto risponde alla giustizia per abusi di ufficio che magari non è nemmeno al corrente. Esattamente. Scusi,